Potrebbe essere una soluzione per le piccole navi questo terminal? Questa è una soluzione straordinaria per qualsiasi attività si voglia fare qui dentro, navi di tutti i tonnellaggi purché possano arrivare in maniera compatibile con le esigenze della città. Sia attraverso il canale contorno. Questo lo ha detto lei, ossia in modo da non danneggiare la città e neanche la laguna. Come si concilia con Marghera? Lei è un grande sostenitore delle banchine di Marghera. Io sono un grande sostenitore di uno sviluppo ordinato di questo ambito portuale che deve essere concordato fra le autorità preposte alla navigazione e la città, perché questo, come tutto il resto, sono ambiti cittadini di grande importanza che vanno utilizzati al meglio conformemente alle esigenze della città. Lei è un po' impaziente, sta aspettando qualcosa da Roma che non arriva, sembra da quello che ha detto in questi giorni. Ma io penso di non essere io impaziente, credo che ci sia un'ampia opinione pubblica, non solo cittadina, impaziente e che ormai ha considerato il tempo scaduto. Cosa c'è dietro l'angolo? Spero che dietro l'angolo ci sia una presa di posizione ferma da parte del governo e che ci dica che cosa hanno intenzione di fare nel rispetto e nella salvaguardia di questa città. Altrimenti cosa farà? Io attenderò paziente fino a che questo sarà possibile, dopodiché qualche iniziativa è probabile che venga presa anche dall'amministrazione comunale o dal sindaco.